condannati. Attenzione, non si scenderà per fare slogan, non serve a nessuno. Qui non si gioca, qui ognuno di noi rischia, perché è una battaglia, è una guerra contro il sistema, e quando si fa una guerra contro un sistema non si fanno prigionieri, punto e basta, e basta, perché contro questa classe politica va scatenato l'inferno intero, certo che va scatenato, ci hanno condannato senza processarci, hanno fatto suicidare molti italiani senza processarci, tanta gente sta morendo perché non è in grado di curarsi, neanche ne comprare l'aspirina, questi figli di puttana, mi dispiace per un linguaggio così duro, non abbiamo di fronte persone gentili che la pensano in un modo diverso, con quella gente ci si deve rispettare e si può dialogare, qui abbiamo bisogno di fronte a usurpatori e traditori, e i traditori la storia l'ha sempre ben ripagati, e la storia è insegnante di vita, ci insegna come vivere, ricordatevi questo concetto, non possiamo più permetterci di sbagliare, altrimenti ne pagheremo care le conseguenze. Però per fare questo, signori, per fare ciò che dobbiamo fare e che ci siamo tutti prefissi di fare, dobbiamo avere una convinzione molto alta, una determinazione unica, perché se sbagliamo ne pagheremo le conseguenze, e soprattutto se qualcuno pensa, su questo voglio essere chiaro, io ci metto la faccia e voglio dare l'esempio, perfetto la critica, perfetto pure l'offesa se uno sbaglia, perché qua nessuno è perfetto, però se qualcuno pensa di trarne un vantaggio personale, come è già successo, da questa situazione se ne prenderà le responsabilità e ne pagherà care le conseguenze, le pagherà.